Drammatico incidente stradale a Recoaro Terme, un pulmino con a bordo 6 ragazzi disabili, l'accompagnatrice, l'autista è precipitato nel fiume Agno, feriti tutti gli occupanti, 2 in modo grave. Macabro ritrovamento questa mattina a Curtarolo, dove un cadavere è riaffiorato dalle acque del fiume Brenta, è giallo sull'accaduto. Mentre arriva la notizia della liberazione di alcuni prigionieri americani detenuti in Venezuela, gli amici di Alberto Trentini percorrono in corteo il ponte del Redentore per chiedere il ritorno a casa del cooperante. 33 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui morirono il giudice Borsellino e la sua scorta. Levego nel Bellunese la cerimonia per commemorare Emanuela Loi, prima donna poliziotto caduta in servizio. Momenti di panico ieri sera alla stazione di Mestre, dove un uomo, cercando di recuperare uno snack incastrato nella macchinetta, è rimasto bloccato con il braccio all'interno. Dopo le tensioni degli scorsi mesi, oggi il segretario generale della CGIL di Treviso Visentina si è dimesso dall'incarico. Il 30 luglio l'assemblea con i delegati per decidere se riconfermarlo o nominare il successore. Il mondo del calcio piange la scomparsa del bassanese Sergio Campana, storico presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, attaccante del Vicenza del Bologna. Era conosciuto come l'avvocato. Dopo l'apertura del ponte tra le Zattere e la Giudecca, stasera in bacino San Marco i fuochi della Redentore, domani alle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano la cronaca per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, con il drammatico incidente che si è registrato a Recoaro Terme. Un pulmino con a bordo dei ragazzi disabili è precipitato nel fiume Agno, feriti tutti gli occupanti, 2 in modo particolarmente grave. Sul posto per noi Daniele Garbin e Andrea Benetti. Recoaro Terme, siamo poco prima del centro storico, siamo sul greto del fiume Agno. Alle nostre spalle vedete il furgone che trasportava una comitiva di ragazzi disabili con i loro accompagnatori, che è rotolato qui da una decina di metri. Pare che abbia sfondato il guardrail per motivi ancora in corso di accertamento e rotolando poi sia finito qui. All'interno lo spavento poi immaginabile, i ragazzi proprio sottosopra, è scattato subito la macchina dei soccorsi in attesa dei vigili del fuoco e poi del SUEM. I primi a correre sono stati anche i primi cittadini, in questo caso un assessore che ci ha raccontato cosa è successo. Subito la situazione era drammatica, perché appunto c'erano i ragazzi all'interno, la maggior parte dei quali era incastrata dentro, quindi c'era un operatore in piedi che ci dava delle indicazioni e a cui noi abbiamo dato delle indicazioni, e poi c'erano gli altri ragazzi, erano bloccati. 2 siamo riusciti a tirarli fuori prima dell'arrivo di soccorsi, e poi gli altri sono arrivati i vigili del fuoco, il SUEM eccetera, e siamo riusciti insomma. Anche lei un po' coinvolta personalmente? Sì, io ho dato una mano, essendo infermiera, ho aiutato nell'assistenza eccetera, ecco. Erano in mezzo all'acqua, per fortuna non era nel punto più alto? No, non erano nel punto più alto per fortuna, quindi non c'era nessuno che rischiava in quel momento l'annegamento, erano tutti liberi dall'acqua. Erano tutti coscienti. Erano circa le 12:30 quando il pulmino con a bordo 8 persone di una cooperativa sociale di Vicenza ha perso il controllo per motivi in corso di accertamento, scendendo la strada che costeggia lo stabilimento di imbottigliamento delle acque. Dopo aver sbattuto su un muretto di cemento, il mezzo ha invaso l'altra corsia, abbattendo una staccionata in legno, sfortunatamente a pochi metri prima del guardrail in acciaio a protezione della curva, precipitando infine per una ventina di metri. È stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti in una posizione difficile. La particolarità dell'evento è dovuta un po' al luogo, nel senso che si trova all'interno appunto dell'alveo del torrente Agno, che ultimamente ci dà diversi pensieri, ecco. Erano all'interno, li abbiamo estratti in collaborazione anche con il soccorso alpino, e per fortuna le operazioni sono state molto rapide, questo ha anche reso meno gravi le conseguenze. Erano in 8, 2 accompagnatori e 6 ragazzi. Dal bilancio c'era un codice rosso, un codice giallo, gli altri mi parevano codici verdi. Ecco, quindi uno è andato via con l'elisoccorso a Verona, uno è andato con l'ambulanza medicalizzata a Vicenza, e gli altri si sono spartiti tra Valdagno e Sant'Orso. Dal Vicentino al Padovano per un ritrovamento davvero inquietante, siamo a Curtarolo.
Impossibile notare il cadavere dalla riva, la vegetazione folta crea un muro e infatti sono stati 2 pescatori a bordo della loro barchetta a notare per primi il corpo impigliato tra i rami in un'insenatura del fiume Brenta che scorre dietro il santuario della Madonna di Tessara a Curtarolo. Sono stati proprio i pescatori a dare l'allarme intorno alle 8 del mattino dopo aver visto il busto e le gambe riaffiorare a pelo d'acqua. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Padova con i sommozzatori e il canotto per i recuperi in acqua e i carabinieri che hanno transennato l'area. Anche un elicottero si è alzato in volo per aiutare nelle indicazioni per raggiungere il punto in cui il cadavere era bloccato. Sono servite 2 ore per portarlo a riva. L'identità è ancora in fase di accertamento, sembra non siano stati ritrovati dei documenti. Si tratta di un uomo sulla Trentina, carnagione chiara, aveva uno zaino in spalla, la testa sott'acqua. Secondo la prima ispezione sarebbe stato nel fiume da giorni. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. I carabinieri al momento non escludono nulla dal gesto volontario all'incidente. Non si esclude infatti che possa trattarsi di un escursionista scivolato in acqua mentre percorreva il sentiero ciclopedonale che passa tra il fiume e il santuario di Tessara, in questi mesi molto visitato in quanto luogo giubilare. Quasi sicuramente verrà disposta l'autopsia per accertare le cause e datare il decesso. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche il sindaco di Curtarolo, Martina Rocchio, e il consigliere regionale Luciano Sandonà, che abita poco lontano. Indagini aperte dopo la morte a Corfù del 17enne Alessandro Bandarin Troi, precipitato da un balcone. La polizia greca ha sentito tutti i testimoni. Le indagini della polizia greca hanno ormai cristallizzato gli ultimi minuti di vita di Alessandro Bandarin Troi, 17enne padovano, morto dopo essere precipitato da un balcone di una casa di Corfù dove si trovava in vacanza con gli amici. La dinamica emersa è quella di una tragica fatalità, di un movimento improvviso che potrebbe aver fatto perdere l'equilibrio allo studente facendolo precipitare dal bordo del balcone dove era seduto. Un volo di 7 metri, la testa ha sbattuto contro un muretto. Le autorità greche hanno sentito tutti i testimoni presenti sul luogo. Nessuno aveva bevuto, assunto sostanze, lo hanno confermato anche le analisi. Alessandro era salito al piano superiore per salutare delle ragazze conosciute in quei giorni. Era l'ultima sera sull'isola greca, i suoi amici si stavano ancora preparando per la discoteca. Seduto sul balconcino all'improvviso è scivolato. In pochi secondi la tragedia e il dolore devastante che ha investito la famiglia del ragazzo e tutto il liceo classico Tito Livio di Padova, scuola che frequentava Alessandro Bandarin Troi. Le speranze con il volo sanitario organizzato dai genitori per riportarlo a Padova si sono infrante con il responso medico, troppo esteso il trauma cerebrale da impedire qualsiasi intervento chirurgico. Chiusi nel dolore i genitori Emiliano e Silvia, entrambi avvocati. La lettera del preside del Tito Livio invita gli studenti a pregare e a ricordare Alessandro. Il 17enne in passato aveva frequentato anche la Canottieri di Padova ed era stato allenato dal campione olimpico di canoa Rossano Galtarossa. In queste ore la famiglia sta fissando la data dei funerali. Andranno oltre 4 milioni di euro a moglie e figli del turista tedesco che nel 2013 perse la vita sul Canal Grande, un incidente che fece all'epoca molto scalpore. A distanza di quasi 12 anni, i familiari del turista tedesco Joachim Vogel, che perse la vita mentre era sulla gondola con la moglie schiacciato da un vaporetto, hanno ottenuto il risarcimento. La Corte d'Appello di Venezia ha infatti stabilito che alla moglie e ai 3 figli vadano circa 4 milioni di euro, oltre alla rifusione delle spese processuali. In primo grado il risarcimento chiesto al gondoliere era stato negato, ma negli step successivi si è stabilito che il gondoliere non avrebbe prestato la dovuta attenzione alle condizioni del traffico in quel tratto di Canal Grande e che dopo essersi reso conto della situazione di pericolo aveva sbagliato manovra. La responsabilità principale però viene addebitata ad ACTV, che dovrà farsi carico del 55% del risarcimento complessivo. Andranno comunque detratte le somme già versate finora ai familiari della vittima dalle compagnie assicurative, quindi da versare resteranno poco meno di 2 milioni di euro. La sentenza però potrà ancora essere impugnata per Cassazione. Rimaniamo a Venezia, ma per parlare del caso del cooperante del Lido Alberto Trentini.
Chi sperava in una mediazione del governo americano anche per Alberto Trentini, fino ad ora è rimasto deluso. Gli amici di Alberto Trentini hanno percorso in modo pacifico ma molto determinato stamattina il Ponte del Redentore, con Emergency, articolo 21, comitati, associazioni ma anche semplici cittadini. Poche ore prima era arrivata la notizia che a seguito di una trattativa tra i due stati, tra America e Venezuela, sono stati liberati alcuni detenuti americani in Venezuela in uno scambio di prigionieri. Nell'elenco però purtroppo non c'è ancora il nome del nostro connazionale, cooperatore originario del Lido di Venezia, e questo aumenta la rabbia e la preoccupazione. Non è possibile che si abbassa i toni perché abbassa i toni, si alza i toni perché alza i toni. Rassegniamoci tutti e proviamo a immaginarci con un figlio sequestrato in un carcere lontano, in un paese che non ha rapporti con l'Italia. Ma lo chiedo a tutte voi, a chi ci ascolta, ma voi cosa fareste? Stareste zitti o urlereste sino al ritorno di Alberto a casa? Ancora oggi cerchiamo di far sollevare il nostro paese per la liberazione di Alberto, chiediamo che il governo si impegni, lo chiediamo come cittadini, io sono una cittadina. Anche la voce del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si è levata autorevole in un accorato appello dopo l'apertura del ponte, mentre gli amici hanno attraversato il ponte che dalla fondamenta delle Zattere arriva fino alla scalinata della Basilica. Al Redentore si va per chiedere la grazia, qui invece andiamo per chiedere che tutte le voci chiedono la liberazione di Alberto Trentini. È in carcere senza accuse, accusato forse di occuparsi della vita degli altri. Ha parlato una volta con la mamma, non ha mai sentito gli avvocati. E che altro c'è bisogno di sapere per sapere che è una vicenda ignobile? 33 anni fa la strage di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Borsellino e alla sua scorta. A Levego, nella Bellunese, la cerimonia per commemorare e ricordare Emanuela Loi, prima donna poliziotto caduta in servizio. Una rosa per un fiore spezzato, una cerimonia sobria ma sentita, quella nel piazzale di Levego, intitolato ad Emanuela Loi, in ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio, a 33 anni dall'attentato mafioso, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. E oggi è una giornata del ricordo triste all'epoca, nel 92, di questo attentato, dove oltre ovviamente al giudice Paolo Borsellino persero la vita 4 colleghi, fra cui Emanuela Loi. È una delle prime donne a entrare nell'ufficio scorte e anche la tranquillizza, tanto è vero che poi Paolo Borsellino, quando la vede, dice: ma sono io che devo tutelare te, perché la vede giovane poliziotta. È la prima donna caduta in servizio. Noi abbiamo il dovere oggi di ricordare, perché questo non è il passato, è il presente. Io lo dico sempre ai giovani poliziotti che queste sono perdite, caduti in servizio, che noi devono dare la forza di andare avanti, soprattutto perché l'impegno nostro, come ha dimostrato Emanuela, è rivolto al cittadino e alla cittadinanza. Un momento per condividere l'importanza di coltivare la memoria e il dovere di rendere omaggio a chi ha scelto di servire lo Stato fino al sacrificio estremo. Il Comune ha un dovere politico e, se vogliamo, anche morale, del culto della memoria, di ricordare gli uomini delle istituzioni, in questo caso Emanuela Loi, ma non soltanto Emanuela Loi, anche i suoi colleghi che purtroppo quel lontano luglio del 1992 hanno perso la vita nella difesa delle istituzioni, perché morì, come è noto, purtroppo Paolo Borsellino, magistrato tra i più illuminati e lungimiranti della storia giudiziaria d'Italia, e quindi era giusto da parte nostra ogni anno ricordare in questo luogo che abbiamo dedicato 2 anni fa proprio alla memoria sacra di Emanuela Loi tutti gli uomini e le donne delle istituzioni che a vario titolo hanno servito la patria fino all'estremo sacrificio. Momenti di autentico panico ieri sera in stazione a Mestre, vediamo perché. Sul quarto binario ho visto un assembramento di gente, polizia ferroviaria, i militari della strade sicure, la sicurezza della stazione e i vigili naturalmente che armeggiavano su una macchinetta di quelle che danno da bere e da mangiare agli snack. E ho visto un uomo, era inginocchiato a terra, che non si muoveva, però non dava sensazione di dolore, e questi vigili che stavano armeggiando con le cesoie, quelle grandi, per tagliare le lamiere anche delle macchine,
e con una sega che non riuscivano a tagliare questa macchina per entrare e liberare questo signore che era con un braccio dentro. Una scena che Conte ha filmato tanto sembrava drammatica. Ci è voluta più di mezz'ora, i vigili del fuoco accorsi sul posto poco dopo le 23 per liberare l'uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, rimasto intrappolato col braccio nel distributore di snack alla stazione di Mestre, mentre tentava di afferrare da sotto il prodotto che non era sceso. Sarebbe andato talmente avanti che il sistema del macchinario ha sbarrato il tentativo di recupero dal basso, chiudendosi come una trappola proprio sul braccio dell'uomo. C'era un pompiere, un vigile del fuoco che lo teneva sostenuto perché sicuramente era da quasi un'ora che era in quella posizione. Sì, che da quando gli è successo, che li hanno chiamati, che sono arrivati, che hanno cominciato i lavori, sarà stata un'oretta che è stato lì in quella posizione molto scomoda e che non poteva ritirare il braccio dalla macchina. Alla fine, perforando il rivestimento metallico, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo e non è stato necessario alcun intervento medico, almeno sul momento. La polizia ferroviaria ha poi cercato di capire l'accaduto anche in termini di responsabilità nell'utilizzo del distributore che ha causato l'incidente e la macchinetta è stata sigillata in attesa di un intervento di ripristino. La cronaca sindacale con il terremoto che si registra all'interno della CGIL di Treviso. Nelle scorse ore sono arrivate le dimissioni del segretario generale Visentin, e questo dopo una stagione di polemiche e veleni. Ripongo l'incarico con dispiacere ma serenamente, perché in coscienza fiducioso nella mia CGIL. Quella di Treviso è una Camera del lavoro sana nell'aspetto amministrativo e contabile, sia in quello dell'attività sindacale sia in quello morale. Un passo indietro quello del segretario generale della CGIL di Treviso dopo mesi di tensioni interne alla Camera del lavoro innescate dal caso Barbiero, che nell'organizzazione assumeva un incarico sia politico che amministrativo in quanto in quota per l'immobiliare della CGIL. Incarichi che tutti conoscevano e che ha assunto per 10 anni, fino a che una denuncia da parte di anonimi ha portato al pubblico la questione, per la quale è stato poi avviato un controllo interno. Da quel momento la commissione di garanzia ha pronunciato come responsabili non solo Barbiero ma anche Giacomo Vendrame, oggi segretario organizzativo regionale, e il segretario generale di Treviso Mauro Visentin. Visentin, che ha dato le sue dimissioni dall'incarico durante la direzione tra le segreterie e i responsabili dei servizi. Dimissioni che esprimono la volontà di tutelare l'organizzazione, spiega. Il nostro sindacato regge gli scossoni e, al netto delle questioni interne, è esclusivamente guidato dal dovere di preservare diritti e lavoro. Convocata intanto l'Assemblea Generale dei Delegati e delle Delegate per il prossimo 30 luglio, appuntamento al quale si deciderà se riconfermare la carica a Mauro Visentin oppure scegliere un nuovo segretario o segretaria provinciale. La CGIL Veneto avvierà una fase di ascolto e consultazione del gruppo dirigente, fa sapere Tiziana Basso, segretaria generale CGIL Veneto, al fine di raccogliere istanze, valutazioni e proposte sul futuro della Camera del Lavoro di Treviso. L'addio di Mire di tutto il mondo dell'arte a Jenny Corrò, per tutti Gegè. Una bara chiara decorata con cuoricini disegnati a mano dalle amiche del body painting e gerbere colorate e bianche poggiate sopra. All'uscita dalla chiesa di San Marco Evangelista di Miraporte, il sagrato si è trasformato in un palcoscenico. Tra lacrime e visi solcati, tutti in rosso come lei avrebbe voluto, sulle camicie, sulle gonne, sulle labbra e persino sui capelli. Attorno le sue amiche body painters arrivate da ogni parte d'Europa. Jenny Gegè Corrò, nota artista, 41enne del body painting e del burlesque, anima creativa e conosciuta a livello internazionale, scomparsa dopo un male fulminante a 3 mesi dalla scoperta, ha scelto di salutare la figlia Maria di 15 anni, i familiari e gli amici tutti a modo suo, con bellezza, colore, teatralità e amore, e così è stato. Penso che Gianni ora stia sorridendo
perché sono idee un po' folli, però lei era follia, era creatività, era arte pura. E poi lei, Reira, la sua modella e musa, vestita da angelo, il volto, le braccia e l'abito dipinti come una tela vivente e con un paio d'ali maestose. Le ali le ha costruite Gegé e quando purtroppo è giunto il momento le abbiamo usate per un progetto che non era in programma. Sono molto onorata di essere stata la sua modella perché lei si esprimeva tramite l'arte, quindi su di me dipingeva quello che sentiva, quello che era la sua storia, la sua vita, e quindi ho potuto portare e vedere quello che lei sentiva ed era veramente un universo di pensieri. Il nostro angelo sul palcoscenico, senza di lei non potevamo andare in scena. Il sorriso più bello. La nostra piccola, sì. Sempre sorridente, sempre felice, sempre piena di energia. E se superiamo questo momento è perché lo viviamo insieme. Non un funerale, ma una festa, non lutto, ma colore, non silenzio, ma vita. Jenny, donna libera, la ricorda così chi l'ha conosciuta. Lascia un'eredità fatta di coraggio e creatività e ha saputo trasformare un addio in un manifesto di vita. Semplicemente colore e immagini. Perché tutte noi insieme. Momenti in scena, momenti dietro le quinte, noi. Intanto il mondo del calcio piange la scomparsa del bassanese Sergio Campana. Martedì alle 16 nella chiesa di San Francesco sarà la sua Bassano, dove era nato il 1 agosto del 1934, a dare l'addio a Sergio Campana, calciatore, avvocato e storico presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, il primo sindacato della categoria. L'aveva fondata nel 68 assieme a Rivera e Mazzola, dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Di famiglia originaria di San Nazario in Val Brenta, Campana mosse i primi passi da calciatore nelle giovanili del Cartigliano, diventando poi attaccante del Vicenza dal 53 al 59, con cui guadagnò la promozione in Serie A. Passato per 2 stagioni al Bologna, vinse in maglia rossoblù la Mitropa Cup, laureandosi anche in giurisprudenza, titolo che gli valse, come per Gianni Agnelli, il soprannome l'Avvocato. Tornato al Vicenza, chiuse la carriera nel 67 con la salvezza dei biancorossi. Lui è stato il primo calciatore laureato in Italia e diciamo che tra le tante conquiste fatte dall'associazione, una delle ultime cose che ha fatto nella sua presidenza è stato creare insieme a noi con l'associazione calciatori dei corsi di formazione per i calciatori, per il post carriera. Grazie a lui, dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina, i calciatori hanno avuto un ruolo sempre più importante. Sergio per il calcio italiano è stata una figura fondamentale. Riuscì a far arrivare ai calciatori la pensione, il fondo di fine carriera, la tutela sanitaria, tutte quelle tutele che prima del 68 i calciatori non avevano. Campana si è spento a Bassano, sua città natale, era ricoverato da qualche settimana in una casa di cura. Una bella persona, una persona di una grande moralità, e lui insieme con Gigi Agnolin, che so perfettamente che erano 2 grandi amici, hanno portato il nome della nostra città, fatto conoscere la nostra città nel mondo. Campana nel 2011 cedette la guida dell'AIC a Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona. Sportivo appassionato, ha saputo guadagnarsi il rispetto di tutti grazie alle sue qualità e ai suoi valori. Fra le altre cose è stato presidente anche del Panathon, mi ricordo le sue battute di grande arguzia, ma soprattutto di grande lucidità. Festa del Redentore, si attende il clou a Venezia. Non correte, questo vale quando si fanno gli eventi in terraferma con le auto e quando si fanno gli eventi qui a Venezia. Purtroppo l'appello alla responsabilità va rivolto appunto alle barche. Non correre, insomma 5 minuti in più non cambiano la vita, però invece correre per risparmiare 5 minuti può rovinare la vita. Mentre a Venezia fermano i preparativi per la notte famosissima e per lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio questa sera dalle 23:30, l'appello dell'assessore Simone Venturini per una festa del Redentore vissuta con serenità e sicurezza. Festa del Redentore troppe volte negli ultimi anni funestata da gravi fatti di cronaca. Senza perdere quello che fa sì che il Redentore sia la festa più bella del mondo, se potete consentirmi questa iperbole, perché effettivamente
conserva la tradizione, lo stare insieme, le famiglie, le tavolate, i bovoetti, insomma è l'occasione per far festa. Un Redentore che arriva in un momento storico non facile, l'appello all'apertura del ponte votivo del patriarca Francesco per la pace e la liberazione di Alberto Trentini. La grande preoccupazione per la guerra che sta diventando una componente, direi, normale nella vita dei nostri notiziari, e questo preoccupa due volte. Poi Alberto Trentini, in modo particolare un ricordo per lui, per la sua mamma, per Armanda, la mamma, chiedendo al Redentore proprio che aiuti su questi temi così difficili, la pace e la liberazione di questo nostro concittadino. Domani sera la messa pontificale presieduta dal Patriarca con la benedizione alla città dalla Basilica del Santissimo Redentore della Giudecca, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle ore 19. Per questa occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda al termine della celebrazione eucaristica. Tanti temi, ma anche la quotidianità delle famiglie veneziane, dei bambini, degli anziani, dei malati. E a Padova si guarda già al Ferragosto. Ferragosto a Padova non è Ferragosto senza lo spettacolo pirotecnico in Prato della Valle. Quest'anno sono previsti fuochi d'artificio che illumineranno il cielo della città a ritmo di musica. La scelta anche per quest'anno di uno spettacolo a basso impatto acustico per tutelare gli animali. È confermata anche quest'anno la festa più attesa dell'estate padovana, quindi i fuochi di Ferragosto in Prato della Valle, fuochi che saranno lanciati al solito orario delle 11:30 di sera, con una grande esibizione di luci nel cielo del Prato della Valle, ma attenzione anche al rispetto degli animali, perché come nelle ultime edizioni non ci sarà il fragore dei botti, ma solo lo spettacolo dell'illuminazione di questi materiali pirotecnici, e tutto accompagnato dalla musica. Svelato inoltre dall'assessore Antonio Bressa l'ospite musicale, anzi dovremmo dire gli ospiti, visto che tornano a suonare insieme il duo Benji e Fede, che si era sciolto nel 2020 dopo 5 anni di canzoni ai vertici delle classifiche. Insieme a loro per la festa ferragostana anche band musicali e DJ locali. Quest'anno abbiamo degli ospiti d'eccezione, perché sono tornati a suonare e cantare insieme Benji e Fede, che sono un gruppo molto, molto conosciuto e che chiuderanno una serata che prevede anche tanti altri ospiti musicali. Ovviamente quindi i cittadini di Padova che ad agosto saranno in città avranno uno spettacolo gratuito a disposizione per passare una bella serata, così come tantissimi turisti che sempre di più scelgono Padova. E dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.